La regina di Sabe e sentia fevelà di Salomon e avvenia mettilo agli sprovis mediando indovinei. E rivà a Gerusalem con tune code di in che non finive altri, camei chiamas di bonodors, un disordine di aur e di pieris preziosis. Rivade di Salomon, i contà duce che aveve rumiat dentri di sé. Ma Salomon isplanà tutti lis quistions e non destade une tant ingredeade che il re non vedi rivata d'ore di sclarì. Con la regina di Sabe e viode tutte la sapienze di Salomon, il palazzo che aveva fatto, lis vivandis de sottaule, la sistemazione dai sie sorestanz, il servizi de soint e la lor monture, i copirs che aveve, gli olocaust che l'uffrive dal templi dal Signor, e restà scaturide. E dice al re, allora, c'è che hai sentù di te e de to sapienze in te metiare, agliere dut ver. Io non hai volut crodi, a c'è che contavin, prime di vigni e di sancirami qui mie voi. Ma in verità, non mi avevi contat neanche miec tant. La to sapienze e il to splendor a son c'è tant più grandi dei nomine che mi arrivade a me. Fortunadis listos feminis, fortunas che tie fameisculi, che stan di un continuo denan di te, e che puoi ascoltare la to sapienze. Benedet sei il Signor to Dio, che ti ha panduti il suo agrat, mettinti sulla sente di Israele. Alle parvie che il Signor iul bene a Israele par sempre, che ti ha mettut re, perché tu ledis daur dal diritto e de giustizie. Esibì al re 120 talents d'aur, un stradio di bonodors e di pieris preziosis. La regina di Sabe ive portata al re Salomon una tal abbondanza di profums che non si dà mai viudude une compagne. E anche la flotte di Kiram, che aveva portato l'aur di Ofir, e porta d'oglie une tasse di lens di sandul e di pieris preziosis. Il re, con l'eln dal sandul, ha faget travamente pal templi dal Signor e pal palazzo real. Arpis e chitaris pai cantors. Non veriva d'oglie atri di Kishlen, e neanche non si andava viudut plui fin cumò. Il re Salomon po aiuffrì alla regina di Sabe duce che iegolave e atris regai, che fage con tune larghiece degne dal re Salomon. Das poi ei partì e gli tornade te sottiare, ie e sie fameis. Il pes dall'aur che arriva a Salomon in Tunan al fo di 666 talents d'aur. Cence met in cont c'è che venive sot de stassis dai marchiadans, dal guadagno dai commerciants e di tutti i rest dagli arabos e dai governatori de region. Il re Salomon al fage 200 scus di chei grani di aur battut e a ieri 600 clisots d'aur per ognuno e 300 scus di chei picciui di aur battut. A ieri 3 minis d'aur per ognuno e io mettete chiase dal Bosch dal Liban. Il re al fage anche una grande sente d'avori e la rivestì di aur rut. Chiste sente e veve 6 schialins, un schenal tutta ronta ad alt e brazz di une bande di che atre decente. D'oglie dai brazz a ierin 2 leons e 12 leons a ierin di ca e di là dai 6 schialins. In nisciun ream non si è mai arrivati a fa une robe di che sorte. Tutti gli scoppi sparbevi dal re Salomon a ierin d'aur e tutto il fornimento di chiase dal Bosch dal Liban
a iere d'aur pur, perché che sot Salomon si sbeleave la rint. Difatti il re aveva in mare une flotte di Tarsis insieme con la flotte di Chiram, e ogni 3 anni la flotte di Tarsis e tornava chiamate di Aur, di Arint, di Avori, di Scimies e di Babuins. Il re Salomon al passà per richieste e per sentimento duchi res de tiare. Duchi abramavi in dive udienze di Salomon, per profittare de sapienze che Dio aveva mettude tal cur. E ognuno al partava il suo regal, vas d'arint e vas d'aur, vistis, armis, bonodors, chiavai e mui, e così amparan. Salomon arregonà chiars e chiavai, alveve 1400 chiars e 12.000 chiavai, e iuveve elogias tessitas dai chiars ed ogni dal re a Gerusalemme. Il re al face in mood che la rint al fosse ordinari, tanche i clas e i cedris, tanche i sicomoros che crescevi in Tesefele. I chiavai di Salomon avvenivin di muzri e di cue, i marchiadans dai re gli importavin di cue, paiagnu sulla bruchie. Un chiar agli era consegnato dall'Egitto per 600 sclisos da rint, un chiaval al valeve 150. Compagni identici pai res dai Tiz e pai res di Aram, che ju compravin con la lor misette.